Buonasera e ben ritrovati con lo spazio informativo di Telefriuli. In primo piano, l'aborto non è un diritto. È chiara e netta la posizione dell'arcivescovo di Udine, Andrea Bruno Mazzoccato, sulla sentenza della Corte Suprema americana che ha di fatto vietato l'interruzione di gravidanza. Sentiamo allora le sue dichiarazioni nell'intervista realizzata oggi pomeriggio. C'è un grosso tema che è venuto fuori negli ultimi giorni, quello dell'interruzione di gravidanza negli Stati Uniti. Che cosa ne pensa? Ma io penso che intanto ho sentito un po' di dibattiti impostati male, cioè ormai chi si contrappone a questa sentenza della Corte Costituzionale parte dal principio che l'aborto è un diritto. L'aborto non è un diritto, bisogna tornare a partire da quello, l'aborto non è un diritto. Ecco, può essere una tragica situazione che si crea e credo che la strada non sia quella di semplificare le cose in questo modo, ma di trovare tutti i modi per aiutare le donne, quindi un invito alla solidarietà perché chi aspetta un bambino possa darlo alla vita. Si avvicina il momento della verità per i tre comuni del Friuli Venezia Giulia, Gorizia, Codro e Pozzano Decimo, andati al ballottaggio. Alle 19 di oggi la percentuale dei votanti era in netto calo rispetto a quella fatta registrare 15 giorni fa. Le urne chiuderanno comunque alle 23. Affluenza in calo per eleggere i sindaci dei tre comuni del Friuli Venezia Giulia andati al ballottaggio, Gorizia, Codro e Pozzano Decimo. Mentre alle 12 i dati dell'affluenza sembravano in linea con quelli registrati 15 giorni fa, la rilevazione delle 19 ha fatto registrare un crollo anche di 7 punti percentuali. Per votare però c'è tempo fino alle 23, poi cominceranno le operazioni di spoglio delle schede per decretare i nuovi sindaci. Alle 12 la percentuale dei votanti era del 17,28%, pari a 10.163 votanti su 58.828 elettori. Alle 19 è stata del 30,97%, pari a 18.221 votanti. L'affluenza per il comune di Gorizia è stata pari al 29,9%, mentre quella a Codroipo del 29,83%. Infine ad Azzano Decimo l'affluenza alle urne rilevata alle 19 è stata del 34,46%. Riflettori puntati su Gorizia, dove a contendersi lo scranno più importante del municipio ci sono il sindaco uscente Rodolfo Ziberna, sostenuto dal centrodestra, unito in tutte le sue componenti, la sfidante, l'ex senatrice del PD Laura Fasiolo, supportata da centrosinistra e Movimento 5 Stelle. Al primo turno Ziberna aveva raggiunto il 42,56%, con Fasiolo che si era attestata al 31,37%. I due candidati erano separati soltanto da 1.664 voti. Nel capoluogo isontino è stato allestito un seggio speciale volante per le persone affette da Covid, grazie al personale volante della Croce Rossa. Ad Azzano Decimo Massimo Piccini è contrapposto all'assessore uscente Enrico Guin, mentre a Codroipo Guido Nardini se la deve vedere con Gianluca Mauro. Una bottiglia incendiaria tipo Molotov è stata lanciata la scorsa notte contro un'autovettura parcheggiata in via Mantova. Siamo a Udine alle 3:15. Alcuni residenti hanno sentito una forte esplosione. Subito dopo hanno visto delle fiamme provenire da una Citroen Picasso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza la vettura dal momento che era alimentata da un impianto GPL. Le indagini sono state affidate ai carabinieri. La natura dell'incendio è sicuramente di matrice dolosa, ma non si esclude il fatto che possa essersi trattato di una bravata di qualche ragazzino. 12 migranti di nazionalità bengalesi sono stati rintracciati questa notte a Pontebba. Ad intercettarli su segnalazione di alcuni cittadini. I carabinieri, dopo essere stati controllati ed identificati, sono stati accompagnati alla caserma Cavarzerani di Udine. Il rintraccio della notte scorsa si aggiunge ai numerosi altri avvenuti nello stesso periodo. Una ragazza di 23 anni di Pordenone è rimasta ferita questa mattina a Moggio Udinese, nella forra del Rio Simon, una delle più belle e ricche di acque di tutto il Friuli Venezia Giulia, ed è stata salvata dalle squadre del soccorso alpino con un complesso e lungo intervento. La ragazza si è fratturata una gamba e un braccio impattando contro un sasso che fuoriusciva dall'acqua, probabilmente per un errore di valutazione di un salto che ha fatto da 5 metri fine nella pozza della forra. I soccorritori sono intervenuti con un elicottero e un'ambulanza che l'ha condotta fino all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Prime famiglie completamente senza acqua, succede a San Vito al Tagliamento, dove ci sono i primi segnali di quella che si annuncia essere una vera e propria emergenza idrica. Per avere le cisterne i residenti dovranno però aspettare ancora un giorno, sono di fatto in arrivo e sarà domani la giornata in cui proprio i sanvitesi potranno beneficiare di questo supplemento. Sentiamo quindi il sindaco Alberto Bernava.
Emergenza idrica a San Vito. La situazione ad oggi è sotto controllo, ma abbiamo diverse segnalazioni, in questo momento 2 abitazioni senza acqua e altre segnalazioni di circostanze di difficoltà con gli impianti e con l'approvvigionamento idrico. Una situazione che ci ha visti subito muoverci per organizzare al meglio e tempestivamente i soccorsi e gli interventi insieme a LTA, che è l'ente gestore, e alla nostra protezione civile, direttamente con Palmanova e chiaramente con l'ausilio e la collaborazione della protezione civile locale. Da lunedì a San Vito ci saranno le prime cisterne nelle zone del Capraio e Ligugnana, intanto 2 abitazioni, ma in queste ore ci sono arrivate altre segnalazioni di serie difficoltà. E veniamo adesso ai dati della pandemia. Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 910 casi positivi su un totale di 4.000 test e tamponi processati. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 8, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 148, 12 in più di ieri. Purtroppo ci sono stati anche 2 decessi, entrambi registrati a Trieste. Arcidiocesi di Udine, torniamo quindi a parlare di Chiesa in festa per l'ordinazione di 4 nuovi sacerdoti. Il più giovane, Don Alberto Santi, con i suoi 24 anni, risulta essere il più giovane del gruppo. Originario della parrocchia di Buia, presta servizio a Basiliano. Arcidiocesi di Udine in festa per l'ordinazione di 4 nuovi sacerdoti. Oggi pomeriggio in cattedrale a Udine l'arcivescovo Andrea Bruno Mazzoccato ha imposto le mani su Don Matteo Lanaro, Don Davide Larcher, Don Daniele Pighin e Don Alberto Santi. Quest'ultimo, con i suoi 24 anni, è il più giovane del gruppo. Originario di Ursinis, piccolo, nella parrocchia di Buia, presta servizio a Basiliano e nelle comunità della collaborazione di Variano. Nella nostra diocesi ci sono degli incoraggianti segnali di ripresa vocazionale in questi anni, il che vuol dire che impegnandoci con alcuni criteri c'è anche la risposta. Ecco, quindi di questo ringraziamo il Signore e credo che sia un segnale di speranza che i giovani, 3 su 4, hanno 24-25 anni, ecco, in qualche modo impegnano tutta la loro vita al servizio della gente, delle comunità. L'associazione Partigiani Osopo ha ricordato oggi i patrioti dell'omonima brigata uccisi nel 1945 al Bosco Romagno di Cividale del Friuli. Questa mattina si è tenuta la cerimonia commemorativa. Dopo la posa delle corone sul cippo sono seguiti gli interventi di saluto del sindaco di Cividale Danila Bernardi e delle altre autorità. Sono intervenuti inoltre il presidente dell'APO Roberto Volpetti, il sindaco di Udine Pietro Fontanini, il vicepresidente della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi con gli onorevoli Roberto Novelli e Deborah Serracchiani. Un contributo straordinario di 450.000 euro per i 34 enti di formazione accreditati del Friuli Venezia Giulia, ristoro dei maggiori oneri sostenuti tra il 1° agosto del 2021 e il 31 luglio di quest'anno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ad annunciarlo l'assessore regionale alla formazione, come vedete nelle immagini, Alessia Rosolen, nell'imminenza dell'inizio dei lavori d'aula sull'assestamento estivo di bilancio. I rincari delle bollette hanno aggravato una situazione di difficoltà per gli enti di formazione, già dovuta al periodo pandemico, ha affermato la stessa Rosolen. Da qui l'approvazione di un emendamento alla legge di assestamento estivo che prevede appunto l'erogazione di un contributo straordinario. È sostanzialmente buona la qualità dell'aria in Friuli Venezia Giulia, lo ha accertato l'ARPA, che domani presenterà l'annuale relazione sulla qualità dell'aria in regione. Secondo le prime anticipazioni dei dati della relazione sussistono delle criticità solo per l'ozono e per il benzoapirene, ma limitatamente a zone dove viene utilizzato massivamente legname per il riscaldamento domestico. La carica dei 1000 è proprio il caso di dirlo. Tanti partecipanti al motoraduno nazionale Città di Udine, che questa mattina è partito con l'immancabile motogiro. In omaggio alla città, tutti gli iscritti hanno partecipato ad una vera e propria parata di 15 km per le vie del centro storico. Motociclette, turismo e puro divertimento, ingredienti che hanno animato la 4ª edizione del motoraduno nazionale Città di Udine. Questa mattina è partito l'immancabile motogiro in omaggio alla città, in cui tutti gli iscritti hanno partecipato ad una vera e propria parata di 15 km per le vie del centro storico. Noi abbiamo iniziato già ieri a fare il giro in moto, siamo andati nei colli a Capriva del Friuli e Cormons, dove abbiamo fatto delle visite bellissime. Oggi c'è la parata in omaggio alla città di Udine, come facciamo ogni anno. Noi è il 4º anno che facciamo questo motoraduno.
Abbiamo avuto motociclisti anche dalla Calabria, dalla Basilicata, dalla Puglia e per noi è una grande soddisfazione. L'evento più atteso della regione, dedicato agli appassionati delle due ruote e non solo, è stato organizzato dallo storico Motoclub Morena. Ha messo in scena una 3 giorni dedicata alla scoperta del Friuli e dei suoi paesaggi, la storia, l'arte e l'enogastronomia. Quello che può sembrare un'attività ludica, il piacere di ritrovarsi, la definizione di motoraduna in effetti è soprattutto turismo. E devo dire che il Motoclub Morena, ma la città di Udine che ha messo a disposizione questo luogo così centrale, lo ha inteso e lo sta interpretando nella maniera ottimale. Oggi finalmente possiamo dire che ci siamo rimessi in moto. A proposito di due ruote, ci sono loro, i cavalieri in Vespa, ovvero Denis Ecciani ed Edi Fadelli, che sono partiti ieri mattina da Piazza Duomo ad Aviano per il loro viaggio a caccia della quarta stella. L'obiettivo dei due vespisti friulani è di toccare i 4 punti cardinali d'Europa viaggiando proprio sulle due ruote. Dopo aver conquistato Capo Nord, le isole Canarie e l'Islanda, i due vespisti friulani Denis Ciani ed Edi Fadelli, partiti sabato da Aviano, puntano verso l'Europa dell'Est in sella alla loro Vespa PX200, un viaggio che li vedrà percorrere poco più di 6.000 km in un mese, con il rientro fissato il 23 luglio nella Villa de Brandis di San Giovanni Latisone. Facciamo l'est, tutto l'est, dopo vediamo dove andiamo, non lo sappiamo ancora. Il ritorno è a San Giovanni Latisone in Villa de Brandis il 23 luglio. Bene, quindi i mezzi utilizzati sono sempre gli stessi degli altri 3 viaggi? Sì, un attimo revisionati perché è impossibile, e sono sempre quelli. La cosa importante, a differenza di tante altre cose, è che andiamo via con tutto quello che ci serve nell'eventualità, però senza nessun mezzo di appoggio, senza niente, soltanto chi ci segue da casa che faranno il tifo per noi, spero. Un vero e proprio tuffo nel passato. Per 3 giorni Aquileia è tornata alle atmosfere del 181 a.C., anno proprio della sua fondazione. Scopriamo allora i particolari in questo servizio. Un viaggio nel tempo e nella storia dell'antica città romana. Da venerdì, dopo 3 anni di stop, Aquileia rivive atmosfere e ricordi dell'epoca in cui era una delle più importanti città di tutto l'impero romano. Centinaia di rievocatori celti e romani riempiono le strade, le piazze e i luoghi simbolo della città per l'8ª edizione di Tempora in Aquileia, manifestazione organizzata da Comune, Proloco e Associazione Imprenditore con il sostegno della Fondazione Aquileia. Fino a stasera si potranno visitare gli accampamenti celti e romani allestiti nell'area del fondo Cal e nell'area attorno al foro. Si potrà assistere a scene di vita quotidiana nel centro storico e nelle aree archeologiche, vedendo dal vivo la quotidianità di un legionario romano o di un guerriero celta. Si potranno inoltre scoprire saperi e sapori dell'antico mercato. La valorizzazione del patrimonio del sito UNESCO di Aquileia è il nostro obiettivo, commenta Roberto Corciulo, presidente della Fondazione Aquileia, e la rievocazione storica, regalando a tutti un'esperienza immersiva nella storia. È uno strumento efficace di narrazione e coinvolgimento e, nel contempo, un momento aggregativo importante per la comunità locale. Evento invece da non perdere a Cercivento, dove si conclude questa sera la festa delle erbe e delle tradizioni. Dagli incontri sulle erbe spontanee alle visite guidate alla scoperta della natura. È la festa delle erbe e delle tradizioni che da ieri anima Cercivento, il piccolo e antico borgo friulano che fino a stasera accoglierà turisti e visitatori con mercatini di prodotti artigianali, chioschi enogastronomici con proposte a base di erbe e musica. La festa si celebra in occasione degli antichi riti propiziatori che proprio a Cercivento accolgono da sempre il solstizio d'estate, come il tradizionale lancio delle cidule, spietant las cidulas, e il confezionamento dei mazzi di San Giovanni, Mac di San Juan. Quest'anno a Chiese Morassi è stata allestita la mostra fotografica a Torn Paistai ed è possibile visitare l'antico mulino d'Amalie del 1600, accompagnati da Manlio Morassi, discendente dell'ultima mugnaia. Chiudiamo adesso con la pagina sportiva, grandissima affermazione del friulano Federico Zanutta della Canoa San Giorgio, campionati europei juniores e under 23 in corso a Belgrado. Zanutta ha vinto l'oro nel K2 sulla distanza dei 1000 metri in coppia con Luca Micotti della Polisportiva Verbano e poco dopo ha conquistato l'argento sempre nel K2 sui 500 metri. L'oro europeo juniores in questa specialità mancava all'Italia da 13 anni, da Poznan 2009.
Vittoria invece del keniano Sammy Kipjev-Meli e della triestina 42enne Tamara Giorgi nella 10ª edizione della Aviano Piancavallo, gara di corsa in salita della lunghezza di 10 miglia disputata proprio alla pista di atletica leggera quest'oggi di Aviano fino all'area sportiva di Ronciade a Piancavallo, con un dislivello di 1120 metri tra strade bianche, sentieri e mulattiere con panorami mozzafiato e splendidi scorci naturali. Sammy Meli dell'atletica Bruniera Friuli Italia ha preceduto Andrea Moretton dell'atletica Aviano, stella di casa. Giorgi della Trieste Atletica ha battuto invece la quotata etiope Asmera Wolkeba Bekele della podistica Torino, arrivata al traguardo con un distacco di quasi 8 minuti. Era questa allora la nostra ultima notizia, grazie per essere stati in nostra compagnia, grazie ovviamente per averci seguito. Una buona serata a tutti.